Andrea Segre. Ce l'abbiamo fatta nonostante la pioggia. Cioè, ho preso un treno che si è allagato, cioè il treno era allagato. C'era un fiume di acqua dentro il treno, ma ce l'abbiamo fatta. Benvenuto. Grazie allora. anche a voi che siete venuti nonostante la pioggia. È un film pieno di spunti questo, Sì. è un film che mette veramente al centro noi. Prima che iniziamo a parlare, Sì? poi ti lascio subito la parola, vi autodistribuite questo, che poi vi spiego cosa sono. Vai. Okay. Fate... Dammi. Vai. Ci dà. Vai. Perché devono arrivare fino a su, quindi vai. Spiegaci allora che cosa... Com'è nata questa follia? No, le cartoline le spiego dopo. Dopo. Sì, distribuitevele e poi ve le spiego dopo. Va bene. Allora, torniamo al film. Il film, dicevo... Comunque le vedono anche qua, per cui. È pieno di spunti, è pieno di... così di idee, di spunti appunto per ragionare sul noi. Infatti noi è la grande ambizione. Ti chiedo di raccontarci come è nata l'idea del film, cioè se tu avevi già questa idea di ragionare sul noi prima di... No, io questo film nasce proprio nonostante me, non so come dire. Io mi ero detto, quando andiamo in giro per l'Italia proviamo a raccontare che cosa succede, però non avevo idea di che cosa sarebbe successo. Però quando di provare a raccontare ce l'avevi? Ma sì, ma mi portavo dietro la troupe anche un po' perché te lo chiedono i social media manager, no? E così ho detto vabbè, siccome facciamo questo viaggio lungo documentiamolo, ma quella faceva parte del lavoro di distribuzione. Quando è successa la cosa della Sapienza, e lì per fortuna ho trovato un operatore, altrimenti non l'avreste vista e non l'avremmo documentata all'ultimo, e lì ho iniziato a capire che forse stava succedendo qualcosa di altro, che poi effettivamente è iniziato a succedere nelle prime sale, perché il film è uscito il 31 ottobre, ma noi abbiamo iniziato le anteprime dal 22-23 e andavamo nelle sale e c'era un mix di generazioni e di appartenenze molto molto ampio. Allora lì ho iniziato a chiedermi che forse quello che stava dicendo tutta quella gente non era viva Berlinguer, ma era abbiamo voglia di riflettere su che cosa ci succede oggi anche, no? Perché altrimenti viva Berlinguer dopo un po' si sopisce, cioè non è possibile che uno faccia così tanta emozione su una celebrazione del passato, anche perché il film non era fatto per celebrare il passato. Allora a quel punto mi sono detto va bene, quella troupe che mi avevano dato per documentare le sale la usiamo per qualcosa di un po' più profondo, perché se io avessi fatto tutto il film soltanto con la documentazione delle sale diventava di una noia terrificante, quindi c'è l'inizio per capire che cosa c'è successo e poi quello che la scelta diciamo registica è stata di dire bene, la troupe che mi avete dato per documentare invece filma un'altra cosa che abbiamo organizzato e che erano quegli incontri, quelle tavole rotonde diciamo, che avvenivano la mattina dopo la proiezione, cioè io andavo a Palermo, c'era la proiezione a Palermo, la mattina dopo alle 9:30 quelle persone che abbiamo individuato grazie a degli amici di Palermo, degli amici di Napoli e degli amici di Torino eccetera, a cui ho chiesto aiutatemi a mettere insieme una quindicina di persone che siano diverse anche in conflitto fra loro ma che abbiano in comune il sentire importante l'attivazione sociale e politica per la giustizia sociale, contro le discriminazioni, contro le disuguaglianze. E quella cosa che non si può neanche più chiamare sinistra perché erano talmente variegate quelle appartenenze che c'era gente che non si parlava e non si vedeva pur essendo state nella stessa città, e li ho messi intorno a questo tavolo e
la sera prima hanno visto il film e gli ho detto ci sono solo 2 regole. Uno, spegnete i cellulari e non si possono usare per 2 ore, che sembra banale, ma quante volte vi siete trovati intorno a un tavolo con gente che non conoscete spegnendo il cellulare e parlando? Non è, per assurdo, è un'esperienza strana, no? E la seconda è che non si poteva parlare di Berlinguer, cioè non era, il tema non era Berlinguer gli anni 70, il rapporto col partito, il passato, la memoria, quello dove andava via tutto. Intorno a quei tavoli c'erano generazioni diverse, avevo invitato qualcuno che aveva partecipato a quel tempo, qualcuno della mia età di mezzo e qualcuno dei 20-30 anni. E quando poi, mesi dopo, con calma, ho rivisto le immagini, c'era proprio uno iato enorme tra quelli nati dopo Berlinguer, diciamo attivi dagli anni 90 in poi, anche nati politicamente anche dopo Berlusconi, cioè attivi dagli anni 2000 in poi, e gli altri, perché tutti gli altri parlavano del passato sempre e riferivano il presente al passato. Invece le persone appunto dai 20 ai 40 anni non parlavano del passato, ma pur con qualche riferimento parlavano di che cosa gli succede oggi, della crisi di oggi, ma anche degli strumenti per provare ad affrontare l'oggi. E così è diventato un film su quelle generazioni, perché poi nel frattempo le università hanno iniziato a organizzare, un po' dopo hanno iniziato a organizzare le altre assemblee che avete visto che ho filmato, e ho filmato ovviamente anche altre assemblee, ho filmato anche altre sale, però alla fine ovviamente nel montaggio si scelgono alcune cose. E mi sembra il motivo per cui l'ho fatto, che era un modo per provare a far sedimentare, sai, quando muovi si smuove tanta come dire, tanta vivacità, pulviscolo, poi qualcosa è bello che si sedimenti. Questo film è un modo per far sedimentare ciò che è successo. Ovviamente sono successe tante altre cose, però questo è uno strumento per documentare un pezzo di ciò che si è sedimentato. Poi c'è tanto, la cosa bella del mio mestiere è che quando fai film non lo sai che cosa si sedimenta, no? Cioè appartiene a talmente tante altre persone che quello che succede nelle singole vite, nelle singole comunità, nei singoli gruppi non lo puoi controllare, e questo è bellissimo. E senti, questa partecipazione degli studenti, anche avendo non fatto... solo studenti, vabbè, no, un pezzo però mi interessava quella parte, no? Mi interessava quella parte, capire degli studenti universitari, comunque di ragazzi che appunto sono i grandi assenti alle urne, no? Non è vero, no? Vedi, siamo avvolti dai sensi comuni. La generazione dai 20 ai 35, ad esempio, nei referendum ha votato molto di più di quella dai 35 ai 60. Siamo proprio sommersi dai sensi comuni di questa epica che ci pervade e che è basata su degli elementi di realtà, ma che è soprattutto alimentata da chi tutto sommato gli va bene che ci sia l'indifferenza, che appunto i giovani siano... No, più basse queste luci, le alzate troppo. Grazie. Che appunto le nuove generazioni siano indifferenti, non partecipino, si astengano, stiano chiusi nelle bolle, nei social. Questo è tutto ciò che ci siamo detti, abbiamo detto, abbiamo argomentato e narrato di più. E poi d'improvviso hai 2 milioni in piazza per la Palestina e dici dove erano? No, è perché non ti sei fermato ad ascoltare, a capire. Questo non toglie che certamente c'è una tendenza a maggiore individualismo, a maggiore chiusura. Però se ci raccontiamo solo quella tendenza, poi quella tendenza diventa dominante. Certo. E invece è molto importante raccontare anche le altre parti, anche se sono minoranze, oltre al fatto che non sono così tanto minoranze, perché poi c'è una partecipazione profonda, emotiva, molto diffusa, che ogni tanto emerge quando c'è un'occasione un'occasione guidata anche dai meccanismi della mediatizzazione di oggi, ma che pervade. Allora, la Palestina, tutti dove arrivano tutti questi ragazzi in piazza, dove erano?
ma c'erano decine di riunioni nelle università, nelle scuole, ma venivano tutte o non raccontate o addirittura criminalizzate come filo a massa antisemite, no? Ma c'erano da 2 anni, ok? Fatte di realtà che continuano a provare a occuparsi di ciò che sembra non essere trendy. Poi d'improvviso diventa trendy e tutti scoprono che c'è quella cosa. Allora bisogna provare a costruire una narrazione diversa e anche un'azione diversa che ti permette di evitare di essere succube di quell'andamento mediatico che è così. La società di oggi funziona così, ma bisogna gestirla attraverso una continuità, altrimenti vivi le montagne russe e non capisci che succede. Rispetto anche ad altri tuoi film che comunque toccano tematiche importanti, questo ha portato più ragazzi, più giovani a discutere? Allora, questo ha avuto una partecipazione, 700.000 persone sono andate a vedere il film, quindi è chiaro che ha avuto un allargamento gigante. Però devo dire che io, ad esempio, proprio con i documentari, anche quelli più militanti che abbiamo fatto con Zalab, Trieste Bella di Notte, Dove bisogna stare, Mare Chiuso, tutti quelli che abbiamo fatto in questi anni, devo dire che il pubblico dei documentari particolarmente militanti, legati a un impegno civile, a una denuncia, è sempre un pubblico abbastanza giovane, molto più giovane del pubblico delle finzioni. Okay. Qual è la cosa che ti ha più... Però la cosa bella di quel film e di questo film che avete appena visto che è intergenerazionale e intersezionale, cioè non richiama un gruppo solo. Certo. Allora, questa assemblea alla Sapienza è stata inaspettata, una sorpresa. Cos'è la cosa che ti ha più sorpreso in generale facendo questo film, che non ti aspettavi? La profondità l'intensità dell'ascolto. Ho provato a raccontarlo cinematograficamente, cioè io ho filmato decine e decine di incontri con tantissime persone, chiedevo agli operatori di lavorare sui primi piani, davo indicazioni di regia indicativa perché poi succedevano di tutto, e lavorando in montaggio con la montatrice gli ho detto andiamo a cercare le facce che pensano, e lei mi ha detto so tutti che pensano. Ed era molto intensa questa cosa, cioè c'era una concentrazione, un'attenzione, cioè sai quando proprio tu hai di fronte tanta gente che però senti che sta seguendo un flusso di pensiero che non è soltanto avvolta da un'emozione, da una presenza, perché sicuramente cioè, il film ha avuto successo anche grazie a Elio Germano, grazie a meccanismi commerciali giusti, sacrosanti, che facciamo anche questo lavoro, però la cosa che era più intensa era proprio lo sguardo, soprattutto nelle assemblee universitarie, di chi stava lì a pensare a che cosa ci sta succedendo adesso, non a pensare se Berlinguer era bello o bravo, come dice Fausto, una brava persona. Io penso che anche per il tipo di film la partecipazione anche di del pubblico che c'è stasera sia sicuramente fondamentale, no? Quindi vi invito già subito a pensare, se avete già una domanda potete alzare la mano, se no faccio io l'ultima domanda ad Eccola, Andrea. alzata. No, ecco, sapevo che sarebbe arrivata. Arrivano i microfoni. Allora, mentre tu prendi la parola vi racconto, ho presentato il film e anche il documentario in Cina. In Cina succede l'opposto di questo imbarazzo. Cioè io che dicevo ma facciamo fare una domanda anche al pubblico, e mi dicevano dopo, aspetta. E poi a un certo punto dicevano va bene, potete fare le domande, partivano tutti con le mani alzate ed era la lotta a chi prendeva il microfono. Bene, allora intanto grazie. E il tuo ruolo sarebbe stato quello di sceglierne uno o due, capito? Grazie per la tua arte, mi viene da dire, che seguiamo da tempo. Grazie per quello che hai realizzato e la cosa che mi ha colpito di più è proprio quella che hai appena detto, cioè l'attenzione, la partecipazione, le parole usate, i pensieri espressi che sono importanti e fondamentali per
analizzare quello che siamo diventati adesso, perché se lo stimolo è quello del film su Enrico di 40 anni fa, ci deve portare a pensarci ora. Il rovescio della medaglia è che noi, io uso il noi, ragioniamo, riflettiamo, pensiamo come fare, cosa dobbiamo fare, come dobbiamo comportarci, e dall'altra parte agiscono, parlano molto di meno e stanno facendo quel che stanno facendo. Questo mi lascia un po' triste. Sì, ma non c'è alternativa, cioè, sono due visioni del mondo, ok? Che a tratti nella storia si chiamano sinistra e destra, ma non è necessario che siano così. Cioè, una visione del mondo si può chiamare anche chiesa, si può chiamare anche dittatura, si può chiamare anche dittatura comunista. Cioè, una visione del mondo è: c'è un centro che dà le indicazioni e ci si organizza per far sì che quel centro sia funzionante, esecutivo e autoritante, ok? E ci organizziamo per andare dritti là, per cui non si discute, no? Cioè si va dritti, e questo è un modo di organizzare il noi, ok? In cui c'è o un re o un duce o un Kaiser o una guida qualsiasi che è solo al potere e ci si organizza per permettergli di essere solo al potere. Questa spesso coincide anche con un'oligarchia economica, tendenzialmente nella storia dell'umanità, e quello è un modo, okay? Che qualcuno, legittimamente, perché io credo che comunque siamo in democrazia, però lo critico, pensa che quel modo sia il modo con cui la società funziona, e quindi un po' di ricchezza arriva anche agli altri a cascata, no? Ci dovete lasciare, a noi elite ci dovete lasciare governare come vogliamo, perché noi sappiamo fare le cose, voi siete degli sfigati, fate i nostri sudditi e qualcosa vi arriverà. Quella è una strada del pensiero politico dell'umanità da sempre. Poi c'è un'altra strada che dice: no, non voglio il re, l'oligarca, il Kaiser, anche perché può diventare molto pericoloso e può portarmi quasi sempre a fare guerre e a uccidere i miei figli. Quindi voglio qualcos'altro che è più faticoso, che è la costruzione invece di un potere condiviso attraverso partecipazione, attraverso collaborazione, eccetera. Ovviamente è molto più difficile far vincere questa seconda parte, però è successo nella storia dell'umanità che, in particolare in Europa, questa cosa ogni tanto ha vinto e ha prodotto delle cose interessanti e dei limiti alle conseguenze inevitabili dell'altra cosa, che sono le guerre, gli scontri, gli odi, cioè quello ha bisogno di questo. Queste due dimensioni sono le due dimensioni del rapporto con la politica, da un punto di vista storico, filosofico e esistenziale. E queste persone, e la storia di Berlinguer racconta l'altro modo e le idee collegate a quell'altro modo ha diverse idee. L'idea di Berlinguer era l'idea di arrivare al socialismo e alla democrazia, ci sono altre direzioni. È una fatica vera che si pensa che oggi non siamo più disposti a fare perché stiamo chiusi nel nostro cellulare, e invece ci sono decine e decine di persone che lo fanno, centinaia di persone che lo fanno, e raccontare quelli che lo fanno e raccontarsi è un modo per dire che esiste un altro modo, che può porre un limite al modo A, che tendenzialmente nella storia produce disuguaglianze, violenze e guerre. C'è qualcun altro? Beh, intanto che ci pensate, io ti chiedo, ma è un po', forse è più una riflessione. Quindi è molto pericoloso pensare che quella cosa lì si ferma cercando un leader. È molto pericoloso. Cercando un leader che contrasta l'altro leader e basta. Non funziona, non basta un leader. No, perché ieri si discuteva di questo e a un certo punto una signora ha detto: no, perché loro vincono, perché loro hanno i leader, noi no. No, quella è la fregatura. Però il leader ci vuole, no? No, serve il frutto di un lavoro di rappresentanza.
frutto di uno bravo che ha un talento come Berlinguer, come altri, ma non può venire fuori da solo. Se viene fuori da solo e prende il potere da solo, poi crea guai. In qualche modo queste assemblee, questi incontri, lo stesso film hanno intercettato un bisogno. Questo bisogno di trovare, no, anche una strada diversa, io credo. Sì, però è un bisogno che ha anche delle pratiche, cioè non è soltanto noi disperati speriamo che, cioè c'è gente che lo fa, ok? C'è gente che tutti i giorni lo fa, io potrei raccontarvi le biografie di queste persone, forse sarebbe interessante, ma le potete anche immaginare. Cioè Ayub, il ragazzo con la keffia, fa tutti i giorni educazione interculturale nelle scuole della provincia di Torino e di Milano. Le ragazze di Napoli, ve l'hanno raccontato, vanno nelle scuole a fare educazione contro la violenza e contro il patriarcato, vanno nelle scuole a fare educazione sull'economia solidale invece l'economia sostenibile, altri fanno attivazione civica con sportelli per i diritti, cioè sono tutta gente che dedica le loro vite a questo, se no non penserebbero così, se no non direbbero queste parole. Cioè i documentari, non è che loro hanno detto queste, non hanno risposto a delle domande, non hanno risposto bene a delle domande di Segre, ok? Loro hanno detto che cosa pensano perché sono in grado di pensare perché fanno, e sono sicuro che c'è altra gente qui che potrebbe pensare perché fa. Il problema è che non le raccontiamo o li consideriamo, sì, lui si impegna, lui ha l'associazione, no? È come se fossero dei residui di una società che invece ha una centralità nell'indifferenza e nell'autoritarismo. E siamo abituati a questa epica. Però in questo ascolto, permettimi, io vedo anche una ricerca di trovare i modi in cui impegnarsi. Certo, sì. Cioè c'è qualcuno che sa già come farlo, no? Tra le persone a cui tu dai voce, ma c'è anche qualcuno che sta cercando... No, stanno cercando un'altra cosa, cioè loro tutti fanno e sanno che cosa pensare. La cosa che stanno cercando è capire come fare sistema di queste cose. Perché se tu hai tutta questa vivacità, ma questa vivacità non fa sistema, sai che non produce potere, nel senso non produce influenza sulle trasformazioni strutturali. Per cui tu puoi anche fare un'ottima educazione nelle scuole, ma se nel frattempo la scuola pubblica non viene finanziata, non vai da nessuna parte. Quindi ti è chiaro che devi avere un rapporto con l'istituzione che determina, no? Le conseguenze di alcune scelte. Quindi la loro riflessione è: come facciamo organizzazione, che tipo di organizzazione facciamo, come facciamo passaggio da organizzazione a rappresentanza, qual è il rapporto, tutte le cose che avete sentito, non è che io le ripeto solo, cioè, però le avete appena sentite, il rapporto con la delega, il rapporto, no? Cioè, tutto questo è una riflessione che ha a che fare con il livello 2. Il livello 1 è: io sono qui, io sono profondamente convinto che ci si debba attivare per il bene comune, per la giustizia sociale, lo faccio tutti i giorni. Forse sbaglio, lo faccio in un modo, lo faccio in un altro. Adesso mi sto chiedendo che cosa succede per riuscire a diventare influenza politica, perché la struttura che stava in mezzo, che era il partito, non funziona più. Cioè, sì, c'è ancora e la devo votare. Se ho voglia di andare a votare, c'ho sempre meno voglia, ma ne ho bisogno, per cui serve qualcosa in mezzo che lega il mio impegno, il mio movimento con le istituzioni. Quel qualcosa la Costituzione lo chiama partito e in questo momento quella forma ha una crisi indubbia. È inutile continuare a dirsi che ha una crisi, ma provare a reimmaginarla. Ha una crisi nella versione 2 dell'impegno, nella versione 1 non ha nessuna crisi. Va dritta, fa il partito azienda, fa il partito blocco, e va dritta nella versione 1, cioè potere affidato a un leader e la struttura produce appoggio al leader o pubblicità al leader, a posto. Nessun problema. C'è spesso riferimento ai social, al telefonino, a un chiudersi dentro delle bolle, no? Ora mi chiedo se questa non sia diventata anche un po' una scusa, forse a un certo punto, perché se siamo tutti consapevoli di questo, perché non ne usciamo? Ti ripeto, loro ne escono. Sono persone, sì, però che, c'è un certo sono persone punto... che ne sono consapevoli, e siccome ne sono consapevoli e le bolle sono un problema, eccetera, costruiscono
azioni, esperienze, luoghi. Paola, no? Racconta il bilancio partecipato, dice certo che se la Casa del Popolo mi dà i soldi per aprirla ci viene la gente, basta chiedergli che cosa vuole, no? Cioè fanno azioni, il come stiamo, cioè tutto quello che raccontano sono legati a loro esperienze che vanno al di là della bolla. Questo non vuol dire non usare lo strumento, cioè mi serve lo strumento per fare comunicazione, però se lo strumento diventa un unico spazio di azione è un guaio. Però sai, mi ha colpito che a un certo punto in una delle riunioni una signora, una partecipante dice: è la prima volta che mi succede quello che dicevi prima, no? Che non c'è nessuno che guarda il telefono. Certo, sì, questo però, perché è appunto, una cosa quotidiana che succede a tutti. Poi lei aveva un particolare problema che è milanese, quello è ancora peggio, ma insomma, con tutto il rispetto. Cioè, certo che vivono il problema, però è un pezzo di società che vive il problema, e allora cosa faccio? Apro uno spazio sociale, apro un laboratorio dove trovarci, apro uno sportello di sindacato, apro un comitato dove ci muoviamo, apro delle assemblee per dei centri antiviolenza. Cioè è gente che fa poi questo, reagisce, capisci? Non è, oddio, sono chiuso nella mia bolla, come faccio? Sì, ma sono convinta anch'io che ci sia una vitalità, c'è anche nella nostra città la stessa insomma, associazione di sì, però è come se ce lo raccontassimo spesso come appendice. Stiamo nei guai, poi c'è qualcuno che fa volontariato, capito? Questo è il modo con cui ci siamo abituati a raccontare questa cosa, per cui siamo convinti che siamo nei guai. Un po' lo siamo, però. Ma cioè, siamo sempre stati nei guai. Cioè, abbiamo attraversato delle fasi dell'umanità altamente terrificanti. Cioè, non è che adesso siamo di più nei guai che da altre parti. Cioè, il potere di qui sopra, le oligarchie che si chiamino papi, re, imperi o Trump, fanno un'unica cosa, cioè concentrano il potere e distruggono tutti gli altri. Quelli vanno dritti in questo modo, e quello è il potere del mondo. Contrastare quel potere è molto complicato. Bene, nel frattempo qualcuno ha... No. Vuoi dirci qualcosa della cartolina che hai portato? Lascia qualche secondo in più. Sì, aspettiamo. Hai troppa fretta. Vai. Ecco, vedi che... Sono sempre 7, io li conto. Buonasera, grazie. Sì, ciao. Avevo delle domande, però così me le tenevo. Una di queste è... Ed era bello, però adesso... No, vabbè, non è che parlo volentieri. Però volevo dire questo, ho più di 60 anni. Quando ho iniziato le superiori, il liceo, non era una scelta partecipare, era una condizione, nel senso che poi magari decidevi per uno o per l'altro un impegno più o meno sentito, ma voglio dire, dalle assemblee di classe, di istituto, le manifestazioni, era una cosa che in un certo senso ti trovavi. E mi sembra invece che nel tempo, adesso non so come sia a scuola, come vivono questa cosa per esempio, però non ci trovavo una virtù nel partecipare, era una cosa che diciamo, faceva quasi parte della scuola, cioè la trovavi e poi voglio dire con più o meno adesione era lì. E non lo so, mi sembra che sia stata anche un po' scientemente smantellata, che sia stata quasi una volontà di distruggere un po' questa partecipazione che in un certo senso forse veniva vissuta anche in maniera scomoda da non dico il potere, il politico, eccetera, però evidentemente una cosa che creava anche delle difficoltà e quindi non so, poi è vero, sono cambiati i tempi, le cose sono andate in un'altra direzione e non credo sia una cosa che riguarda soltanto noi, l'Italia, mi sembra sia una cosa molto più ampia e andare verso l'individualismo è stata una condizione.
secondo me anche con un disegno, cioè, ecco, questo volevo dire, che mi pare... Allora, scusa, sì, hai finito? No, sì, Allora, parto dalla prima cosa che hai detto. Hai detto non era una scelta, era così. Questa è una cosa che le generazioni di oggi soffrono. Se non è una scelta io non la voglio fare. Ok? Cioè l'adesione all'appartenenza, l'adesione al dover fare politica comunque non esiste. Per questo non deve esistere, non esiste il partito, non esiste la tessera. Cioè non mi puoi chiedere di fare una cosa a cui io mi sento obbligato. Okay? Io voglio partecipare per emozione, per coscienza, io ce l'ho dentro, ma non mi devi chiedere di farlo per obbligo morale. Okay? Se no io mi rifiuto, mi stacco. Quindi tutte le forme di organizzazione che propongono una partecipazione con appartenenza o una partecipazione un po' rigida vengono o rifiutate oppure diventano delle piccole sette, no? Cioè diventano dei gruppi, dei club che però non fanno parte della democrazia, no? Ci sono, ad esempio, ci sono i partiti comunisti in Italia, sono 8, 9 credo, e hanno lo 0,02% e hanno tot adepti che sono come delle chiese evangeliche, okay? Ma è quello che è diventato. Quindi il non chiedermi di fare la stessa scelta che avete fatto, cioè di trovarmi nella stessa condizione che avevate voi nel Novecento quando partecipate alla politica perché bisognava. No. Seconda cosa, per favore non continuare a farmi il rapporto con quello che ti sto parlando, cioè sto dicendo, non sto parlando di Andrea Segre, sto parlando di quello che mi hanno detto, no? Nelle sale in giro per l'Italia, in questi incontri. Per favore smettila di farmi confronto con questa cosa. Lo so che quella società è finita, lo so che abbiamo attraversato un cambiamento, io adesso voglio vivere e produrre una creatività per rompere quello che succede adesso e non lo posso fare con il paragone di ciò che era meglio prima, perché questa cosa mi soffoca. Quindi smettila di dirmelo. Okay? La terza cosa è, l'hai detto, questo percorso non è arrivato per caso, è un progetto politico chiaro che si chiama Controrivoluzione neoliberista, che parte a fine anni 70, teorizzato da delle persone, finanziato da delle persone molto ricche, soprattutto in America, in Inghilterra e in Germania, gruppi finanziari molto grossi che hanno messo soldi per trasformare il rapporto tra la vita e la politica in una direzione, diciamo, di individualismo frammentario e di indifferenza non partecipante. Lo hanno fatto con molta convinzione, nella convinzione che la società e la crescita economica è garantita soltanto da un vertice che governa e da una società disuguale in cui quelli che hanno meno soldi devono stare zitti perché sennò creano guai. E noi che ne abbiamo di più dobbiamo poterne fare di più perché ne abbiamo bisogno di più per poter mandare avanti la società. Era un progetto politico molto chiaro, che ha vinto. Aveva due avanguardie che erano Reagan e Thatcher, hanno avuto vari sviluppi in varie direzioni, perché fa parte di questo percorso anche Tony Blair, okay? Che aderisce completamente a questa strada, e altri pezzi di sinistra mondiale aderiscono a questa strada. Hanno uno sviluppo preciso a cui dà un impulso fantastico, geniale Berlusconi, e che arriva diritto fino a Trump. Non è una cosa successa a caso, è successa per legittimo progetto politico, come dire, dichiarato, spiegato in libri. C'è un libro molto bello che si chiama Dominio di Marco Deremo, edito da Feltrinelli, che spiega l'evoluzione di questo pensiero. Questo è quello che è successo, e chi c'è stato in mezzo e ha creduto di fare resistenza a questa cosa ha perso. Quindi non venitemi a dire che prima era meglio. Ok? Si è stati sconfitti da questo pensiero, si è stati sconfitti da questo potere, che ha trasformato la società nella società in cui siamo adesso. In questa società ci sono degli anticorpi che stanno nascendo, in questa società ci sono delle resistenze, delle volontà di rompere questa cosa che non ci piace, ma non perché prima era meglio, perché non ci piace adesso, perché non mi dà felicità, perché mi dà mancanze, mi crea problemi, e quindi ho bisogno di unirmi per rispondere, per immaginare un futuro che non è questo.
ma non confrontarmelo con prima, perché sennò ti dico che non ho voglia di ascoltarti e che hai perso. Un attimo che le danno il microfono. No, era quello che forse non ho spiegato bene, era che ritenevo che queste persone che si trovano, che parlano, che agiscono, che prendono iniziativa, lo trovo il loro comportamento molto più virtuoso, perché è proprio frutto di una scelta consapevole di metterci del proprio di tempo e volontà per contrastare qualcosa, e trovavo da questo punto di vista molto meno virtuosa la mia partecipazione, perché diceva era una cosa che trovavo lì, cioè certo. in un certo senso non obbligata, però non potevi non farlo perché era un tessuto molto più sostenuto e voglio dire, anche se eri piccolino e arrivavi lì senza saperne niente, però insomma era una partecipazione a cui era difficile sottrarsi anche, ma non nel senso che fosse obbligata, nel senso che era uno stimolo, uno spunto così. Adesso che non mi sembra molto meno, chi lo fa trovo che sia molto più... Comunque, detto questo, io ho una figlia che è appena uscita dalle superiori e collettivi, assemblee, c'è di tutto, non è che non c'è. Ecco, beh sì, non sono perfettamente a conoscenza. Bene, comunque. Vai. Sì, buonasera. Io sono studentessa del liceo classico qua, frequento l'ultimo anno e volevo dire che per la mia breve e piccola anche realtà posso dire che è vero che ci sono anche questi moti che cercano di renderci partecipi sia nella vita politica ma anche di renderci coscienti di quello che effettivamente sta succedendo in Italia ma anche nel mondo. Però devo dire che quando ci sono anche delle iniziative da parte nostra, la scuola, almeno per quanto è successo per la manifestazione per la Palestina, gli studenti hanno partecipato alla manifestazione e hanno anche portato dei cartelloni, degli slogan che poi volevano appendere a scuola, e la scuola ha proibito questa cosa. Quindi ci sono state delle polemiche che poi si sono risolte ovviamente, però diciamo che da un lato mi sento di dire che è anche un peccato il fatto di aver perso quella parte, quella componente della scuola che ti informa effettivamente di quello che puoi scegliere in politica. Cioè, noi abbiamo davvero pochi pochi professori che approfondiscono la materia e che ci dicono cosa... Il signore che si sposta, scelga una posizione. Lei davanti deve scegliere la posizione, così io e la signora, ragazza, ci vediamo. No, basta che ne scelga una, poi dopo, grazie. Quindi io mi sento anche, noi arriviamo all'età di 18 anni che se non ci informiamo noi per nostra passione, arriviamo a 18 anni che non sappiamo cosa fare, cosa scegliere. E è vero che ci sono le assemblee di istituto, è vero che ci sono le assemblee di classe, è vero che alcuni professori per educazione civica approfondiscono questo argomento, ma è davvero molto raro, almeno nella mia bolla, ecco. E penso no, non è solo la tua bolla, poi dopo ti dico. E penso anche che noi, almeno la mia generazione, abbia creato questo scudo per anestetizzare qualsiasi colpo che ci potesse portare a quello che siamo ora, nel senso che noi abbiamo come modello politico la politica odierna, giustamente, ovviamente anche, e io almeno non mi sento rappresentata in niente, sia perché non sono informata adeguatamente, ma anche perché io sento parlare politici con dei discorsi fatti, ma senza alcun tipo di emozione che li portano ad essere proprio a trasmettere quella passione nel volere il bene degli altri. Infatti io mi sono ritrovata in molti discorsi che appunto ho visto anche nel film oggi e ho detto cavolo, è vero, però cioè noi dobbiamo portare il cambiamento, ma allo stesso tempo non abbiamo molti mezzi per farlo, e quando cerchiamo di farlo finiamo un po' svalutati, anche perché siamo la generazione dei social,
siamo la generazione dei ragazzi che non si interessano, ma alla fine noi non ci interessiamo non perché non vogliamo interessarci, ma proprio perché non ci sono stati dati i mezzi per interessarci. Anche mentre studiamo storia, noi studiamo tutto quello che politici, imperatori, papi hanno deciso di fare, ma anche filosofi. Per esempio, io ora sto studiando Karl Marx e abbiamo parlato appunto del neoliberismo, caduta dell'URSS, non si parla più di comunismo perché è vista in maniera dispregiativa. Però non mi sembra che ora la cosa sia cambiato e dal 1971 ad ora diciamo che un po' di tempo è passato, ma effettivamente cambiamenti reali, pragmatici non ci sono stati, almeno per la mia generazione, per quanto mi riguarda. Quindi sì, volevo dire appunto che, come diceva la signora, è molto più rispettabile, cioè secondo me sono molto più rispettabili i ragazzi, i giovani, ma anche tutte le persone che oggigiorno si mostrano, vanno in piazza e cioè, ci mettono la faccia nelle cose che dicono e nei propri pensieri, anche se molto spesso non vengono ascoltati. Ecco, questo. Basta, vedete che io l'ho detto nel film, non sapevo di aver detto quella frase che avete sentito che ho detto a Firenze, ma l'ha filmata l'operatore ed è vero, cioè poi vai nelle sale e c'è qualcuno che ti spiega meglio quello che volevi fare. Grazie, spero sia stato un intervento molto molto bello e ti dico che se già state facendo questo ragionamento iniziate a avere degli strumenti, no? Perché quello in cui vivi non è un caso. No? Cioè, il fatto che non si può parlare di politica e che tu non puoi essere un essere politico è uno dei cardini principali della controrivoluzione neoliberista. Cioè loro hanno detto il cittadino, l'essere umano non deve occuparsi di politica, lo dobbiamo trasformare in cliente consumatore, la cui unica preoccupazione è fare quel po' di capitale che può e pensare che la vita sia solo legata al fare quel po' di capitale. Se non riuscirà a farlo sarà perdente, se riuscirà a farlo sarà vincente. Okay? E dobbiamo trasformare l'essere umano in questo, perché in questo modo non partecipa e non disturba il potere. Nella convinzione, leggilo non come diabolico il pensiero, leggilo nella convinzione che così si fa funzionare meglio la macchina, capito? Se stanno tutti buoni e si concentrano sul fare il proprio lavoro e coltivare il proprio orticello e riuscire ad avere 2 patate o 3 patate e cerchiamo di non farli morire troppo di fame, e se invece muoiono di fame vabbè, li nascondiamo o li bombardiamo, in questa convinzione c'è proprio la centralità del pensiero che in questo modo il vertice è libero di agire e produrrà un po' di bene per tutti. Questo è anche rafforzato dal fatto che è vero che la crescita dell'economia capitalista, diciamo, quella legata all'idea del meccanismo capitalista che spiega Karl Marx, ha prodotto dei miglioramenti nell'umanità, nel senso che ha sposata con le innovazioni tecnologiche ci ha dato un frigorifero a testa in casa che sembra una stronzata ma non lo è, il riscaldamento a tutti in casa che sembra una stronzata ma non lo è, no? Ci sono stati dei miglioramenti materiali indubbiamente legati all'unione tra il capitalismo e lo sviluppo tecnologico, però c'è un passaggio successivo che è quello che, se questo poi non viene filtrato da una coscienza politica che chiede una redistribuzione, si arriva inevitabilmente alla concentrazione di ricchezze e alle oligarchie, che non serve Carletto Marx, beato lui, che aveva anche le idee chiare ed era una brava persona, ma basta vedere com'è il mondo oggi, cioè è questo, no? Cioè tu vivi in una casa col frigorifero e riscaldamento, non hai mai sofferto la fame e tutto eccetera, ma c'è qualcuno che decide che cosa succederà del tuo destino o del destino di qualcun altro, che guadagna tranquillamente 1 miliardo di euro al giorno e nessuno lo tocca. Okay? E se tu troverai, quando finisci i tuoi studi, un lavoro da 1.500-2.000 euro, sarai felice. Okay? E l'essersi abituati a questo non è perché ci siamo chiusi nei cellulari, è perché hanno vinto, hanno costruito un progetto politico molto chiaro, con tanti soldi sopra, che aiuta, con tanti strumenti sopra, che ha prodotto questo sviluppo. Contrastare questo ci vuole, siccome non ci sono tanti altri soldi dall'altra parte, tanta partecipazione, non c'è un'alternativa. Allora come si fa?
bisogna evitare di autocommiserarsi, di pensare, quindi hai ragione, se ti definiscono quella dei social che non è capace di fare niente, tu pensi che non potrai fare niente, quindi dici vabbè, speriamo di diventare amico o amica di uno ricco e sperare di farcela, no? È il non definirsi e autodefinirsi così che libera le energie, è da lì che partono gli strumenti. Allora il vedere altre persone che fanno questo e che pensano altre questo serve anche a distribuire quelle energie da cui si deve partire. Però l'hai detto molto meglio tu. Grazie. Qua. Comunque leggetevi in classe, ecco, questa cosa che non si può fare, che non si può parlare di politica nelle scuole è una roba orrenda. In un'università a un certo punto una persona alza la mano e dice sai, sono d'accordo con quello che ha appena detto il mio collega, perché io penso, come collega, scusa? Sì, noi ci chiamiamo colleghi all'università, confermate? Ci dobbiamo chiamare colleghi, perché chiamare compagni non va bene perché è termine politico. Per cui la sostituzione del termine politico, che però diciamo, prevede la compagnetà, significa che facciamo parte. Insomma, il mio compagno di classe, l'ho sempre detto, Cristo di Dio, non posso più dirlo, no. Devi chiamarti collega, e collega è un'altra cosa, è un'altra posizione esistenziale. C'è un po' di confusione in quello che stai dicendo. Certo. Noi siamo in una repubblica parlamentare. Sì. In Parlamento va chi viene eletto attraverso i partiti. Sì. Cioè, se io non credo più al sistema partito, dalla base come faccio io a raggiungere le istituzioni se non credo a tutto ciò che c'è in mezzo? No, cioè serve qualcosa di mezzo, ma quello che c'era fino adesso non funziona. Ho capito, e allora? Allora mettiamoci a lavorare per costruire qualcos'altro, dobbiamo difendere quello che non funziona. No, aspetta, finché rimaniamo in 20 a votare. Se mi lasci parlare vado avanti, perché mi sembra di parlare con uno che è un Vangelo, che legge quello che c'è dentro in testa e gli altri devono credere. Mi sembri un po' te il primo della classe quando stai parlando, scusami. Vai. Trump al pubblico qui dentro non piace, ma pure è stato eletto dal 50+1 della gente. Questa è democrazia, che a me non piace, ma quella è la democrazia. Quindi se lui è al potere e gestisce il liberismo è perché qualcuno l'ha votato. O non crediamo più al voto, non crediamo più ai partiti, non crediamo più all'ideologia. L'alternativa qual è? Nella democrazia fino adesso, a meno che non riscriviamo la Costituzione, dentro questo gioco ci dobbiamo stare. E quindi tutti i gruppi che fanno solidarietà, fanno lavoro di gruppo, tutte queste cose, devono pur andare verso qualcosa per avere una rappresentanza, altrimenti non servono a niente. Quelli che adesso vanno per la strada con le bandiere, lo facevamo 50 anni fa. Quello che parlava male del neoliberismo lo diceva Pasolini 50 anni fa, del capitalismo e avanti di questa parte. Però dopo 50 anni siamo ancora qui. Ok, quindi? E allora cosa? No, voglio chiedere a te che stai sbandierando a destra o manca. No, siccome adesso tu dimmi tu allora. Io ho detto cosa penso. Io ho detto cosa penso. Io penso che Trump sia legittimamente eletto, ma grazie al fatto che rappresenta un tipo di potere che a me non piace e che ha grossi finanziamenti per produrre quel tipo di potere e riesce a far votare grazie a quello. E quindi però non è che ho detto che non è legittimo. No, ma dobbiamo accettarlo, purtroppo. No, accettarlo, provare a contrastarlo magari. Come? Ma in America siamo arrivati già la seconda volta che Trump viene eletto. E quindi vuol dire che qualcuno... Questo spiega molto bene cos'è l'America. Benissimo, anche in Europa. Blair, che era un laburista, è stato votato ed ha governato per tanti anni, eppure era un sostenitore, un seguace della Thatcher. Cioè, cosa vuol dire questo? Ho detto che hanno legittimamente vinto. Sì, che legittimamente la base si sta orientando attraverso il voto. Non è vero, era a Mantova l'altro giorno, la sinistra ha preso il 72%. Ma no, ma queste sono cose singole. Per fare un esempio. Il singolo non fa statistica.
Come un singolo non fa statistica? No, un singolo non fa statistica. No, Cioè, un singolo no, ma tante esperienze unite, sì. Tante, ma devono avere... Nel sistema statistico la popolazione deve rappresentare la realtà. Vabbè, ma che cosa mi stai dicendo? Cioè, io ti sto dicendo che... Arriva al dunque. Quali sono i mezzi con i quali noi possiamo arrivare alle istituzioni e modificare il modo di vivere? Delle organizzazioni che non possono più essere i partiti di una volta e neanche i partiti quindi dobbiamo ricambiare la Costituzione. No! Perché il Parlamento è fatto di partiti. Tu come fai a votare le persone se non c'è un partito? In Parlamento entrano solo i partiti, Allora, i partiti si possono modificare. Allora, Trump, ok, l'ha sconquassato il Partito Repubblicano, ok? Sì, ma vabbè, che cosa c'entra? Anche, cosa c'entra? Anche Questo Clinton sto ha dicendo. sconquassato il Partito Democratico, No. scusa. Dai, Dai, fai finta di non capire, però, no. scusa. Cioè, io l'ho detto sin dall'inizio, la vivacità, eccetera, deve poi avere un'organizzazione per avere un impatto sulle istituzioni. Quell'organizzazione, se continuiamo a pensare che possa essere il glorioso partito di massa, che non c'è più, o che debba essere il partito perché deve essere il partito di per sé, produce una perdita costante di partecipazione. Cioè, se quel partito come è stato definito nel Novecento non può più essere lo strumento giusto, perché non attira, sono luoghi vuoti. Io le ho viste le federazioni dei partiti in questo viaggio, sono uffici vuoti, con 1 o 2 dipendenti e qualche riunione ogni tanto. Ok? Quelli sono luoghi vuoti. No. Li hai visti? Sì. Vai. Non vorrei fare un discorso inutile, ma se noi dobbiamo votare un partito per poter avere i rappresentanti in Parlamento che decidono del futuro della nostra... Quel partito si deve trasformare in un qualcosa che è più capace di contenere una vivacità che c'è. Ma esiste in Italia una cosa di questo genere? La Schlein sta facendo qualcosa per arrivare a quelle generazioni lì o sta continuando a parlare di partito, di rappresentanti? Ben volentieri se qualcuno ci sta provando. E i giovani che non vanno a votare, tu parlavi prima che i giovani vanno a votare nei referendum. I referendum sono una cosa, ma non vanno a votare quando ci sono le elezioni. Ed è colpa dei giovani. Non è colpa dei giovani, è colpa che i giovani vogliono un'altra cosa. Ma bravo, hai detto questo. Sì, ma non viene fuori. Ho capito, ma bisogna lavorare. Se noi non cambiamo la Costituzione, non possiamo andare avanti da quella parte lì. Perché devi cambiare la Costituzione? Devi cambiare il partito, non devi cambiare la Costituzione. Ma i partiti non esistono più perché non li votano i ragazzi, non fanno partiti i ragazzi, i giovani. Quando fanno gruppo, allora non sei fanno d'accordo partiti. con me alla fine? No. Allora, vediamo magari se c'è qualcun altro. Sì. Volevo rispondere velocemente al signore. Io milito sia nel Partito Democratico e sono membro anche di diverse associazioni. E come diceva il compagno Andrea, non collega questa volta, i partiti, ho 26 anni, quindi sono ancora abbastanza giovane, sono luoghi vuoti, case vuote, assemblee di cui non si parla di niente, si parla del tombino, si parla del lampione che non funziona. Manca un rapporto fra i giovani, fra tutte quelle belle associazioni, tutte quelle belle persone che abbiamo visto questa sera e il partito, ma su questa cosa bisogna lavorarci, bisogna lavorare, il partito deve lavorare perché si devono creare dei rapporti diretti con questi ragazzi e noi ragazzi dobbiamo aprirci anche un po' di più nei confronti del partito. Questo documentario qui, film documentario, ci indica, lo voglio riassumere con una parola molto semplice, che è perseveranza. I giovani devono perseverare. E volevo dire anche alla ragazza che è intervenuta precedentemente che è già un buon passo, perché te c'hai uno spirito critico, riesci a capire quelle che sono le problematiche, c'hai un qualcosa in testa. Ecco, quella qualcosa in testa, falla germinare, falla nascere, impegnati, trova le persone giuste, perché c'hai dei valori importanti che devi portare avanti, quindi
non demordere, continua con gli studi e voglio dire, facciamo rete, facciamo una società diversa, fatta di gente più attiva e fatta da partiti che parlino con le diverse realtà che abbiamo nella nostra nazione, non che siano classisti chiusi nelle loro piccole stanze vuote, loculi morti. Sei stato un po' troppo vate evangelico. No, ti faccio i complimenti perché io spero che questo film sia visto soprattutto dai giovani, perché abbiamo bisogno proprio io ho 76 anni, ho 3 figli e devo dire che a calci in culo, ma li ho obbligati a occuparsi di politica. Dicono, non che dovete diventare... È un modo, diciamo, per far crescere la partecipazione. È un modo per dire, non è che dovete diventare assessore così, ma quando andate a votare dovete essere. Quindi se oggi i giovani sono così, i primi responsabili siamo noi genitori. Punto 1. Mi è piaciuto il finale del tuo film, quando Berlinguer ha fatto quell'apertura sull'Europa, una cosa che pochi conoscono, che oggi poco, diciamo, considerano quello che è stato, insomma, al di là del... Quindi il problema che ti pongo è questo: i miei figli hanno fatto tutte e 3 l'Erasmus, quindi sono più europei degli europei, ma invece avanzano gli stati nazionali. Una contraddizione in termini che io non mi spiego. Non mi spiego, cioè abbiamo figli europei, no? Eppure avanzano gli stati nazionali. Allora io ti propongo di fare questo film. Anche nel 2024 mi pare che sono andati via tutti i laureati comunque che vanno a lavorare all'estero, soprattutto in Europa, questo 2004-2008, insomma una cosa enorme. Quindi diciamo che le nostre teste vanno all'estero e ci rimangono quello che rimane, insomma, no? Al di là del... per dirti, mio figlio è a Marsiglia, gli è arrivata la cartolina per votare per il sindaco comunale per le ultime elezioni di 6 mesi fa. Sì. Perché ti viene da ridere su questo? No, perché mi viene da ridere perché doveva pagarsi tutto, cioè voglio dire, quindi se hai i soldi vieni a votare, se non... da Marsiglia qua non è che puoi prendere il treno, cioè voglio dire... per le elezioni comunali di qua? Sì, ecco, quindi voglio dire... Perché è residente qua? No, è residente lì. Allora dovrebbe votare per il comune lì? No, c'è una legge che dice che sono iscritti in quelli che sono all'estero. C'è una legge che devono venire a votare in Italia, possono votare in Italia. Cioè il mio suggerimento è questo, cioè anche lavorare perché sembra che i migliori se ne vadano, insomma, no? E a noi qua ci rimane purtroppo vabbè, non dico quindi per non... Quindi non solo sei nella bolla, non ti fanno studiare, ma sei anche peggiore perché rimani. Voglio dire, per non far scappare. Però vedi che ripetiamo delle cose che ci fanno del male, capito? E non ce ne accorgiamo neanche. Lo so, però... Cioè, lei come si deve sentire? Se vuole provare a rimanere, si sente una peggiore che non ce la farà. Capito? Cioè, noi continuiamo a ripetere dei sensi comuni che sono legati a delle dinamiche reali, non è che ce le inventiamo. Sì. Certo. Però il ripeterli produce una sedimentazione ancora peggiore di quella cosa. Sì, no, ma io non è che lo dicevo offendendo. No, lo so che no, però era, immaginavo ascoltarti. Sì, però volevo dire, in questa discrasia è possibile che tu, cioè prossima volta ti invito a lavorare anche in questo modo, per dire che bisogna, prima, come dicevi tu, la ricerca dei 2.000-3.000 euro, che naturalmente oggi offrono più all'estero che non in Italia, perché viviamo questo momento qui difficile, no, rispetto ai salari. Ecco. 2-3.000 euro in salario in entrata. Sì, esatto. Quindi io ho avuto un figlio ingegnere ad Amsterdam che prendeva 4.000 euro al mese,
Adesso è ritornato in Italia, a Milano ne prende 2000, ecco, vuol dire. Però è rientrato perché appunto al calcio in culo, come ti ho detto io prima, gli ho detto pensa anche all'Italia, ecco, al di là del però voglio dire, c'è questo problema che secondo me, io ti insisto ad affrontarlo, perché non è un problema banale, come ripeto, no? Ti faccio solo una domanda attuale. No, sì, però poi stringi un po' perché... e poi giusto per vedere anche l'attualità. Chi è riuscito a capire in Italia che Mattarella ha dovuto riunire la difesa per far venire fuori come si può dire la irrilevanza della Meloni, che non si decide cosa vuole fare per l'Europa? Ha dovuto riunire Mattarella alla difesa per dire il ministro della difesa. Vabbè, adesso stiamo un po'. Ma per dire chi è in grado di capire queste cose? Che l'immobilismo, che viviamo l'immobilismo. Sì, ma questo è inutile dire, meno male che Mattarella c'è, ma è questa la realtà in cui viviamo, che anche le cose importanti non riusciamo a capire. Non ridurrei tutto questo. Comunque, c'è qualcun altro, prego. Poi vi devo spiegare cos'è la cartolina che avete in mano. Ciao. Sebastiano. Piacere. Io sono... Come stai? Bene, tu? Mi pare di... Io sono più o meno della tua generazione, qualche anno prima, 72. Ora, quindi non sono nostalgico, perché comunque quegli anni io ero troppo piccolo per... Certo. Però penso che c'è qualcosa che si può prendere. Io non penso che tu abbia fatto quel film semplicemente per commemorare una grande persona, una brava persona com'era. Però c'era qualcosa in quel partito che forse manca adesso ai giovani, perché quel partito aveva una rete che legava varie persone, sia per età, che per ceto sociale, che per professione, per lavoro. Cioè tu trovavi l'intellettuale che ti parlava con l'operaio, che nel frattempo parlava con lo studente, e quindi era questo che creava la forza e la partecipazione, e quindi la libertà. Negli anni 70 io penso che non c'era l'ansia che hanno adesso, perché avevi l'impressione che avresti potuto arrivare a qualsiasi cosa. I diritti civili e sociali che si sono conquistati fino agli anni 70, credo fino al 78-80, poi dopo lì abbiamo perso l'apice, secondo me. Poi con la marcia di Romiti è iniziato. E allora dalla libertà e partecipazione si è passato a mio fratello e figlio unico, e poi sempre Berlinguer era una brava persona. E adesso cosa c'è? È chiaro che secondo me dobbiamo tornare non per essere nostalgici, ma per prendere quelle cose buone che c'erano. Certo. No, ma infatti che erano il collegamento tra le varie parti di tutta una società. Studenti, lavoratori, professionisti, intellettuali. Adesso ognuno è per i fatti suoi. Siamo passati... c'è una forma di individualismo, di realizzazione del sé, ma non per una collettività, come se ognuno realizzandosi, poi tutti assieme, ognuno si realizza per sé e tutti assieme poi magari raggiungiamo qualcosa. Prima forse era più un raggiungere tutti assieme. Attento che hai ripartito bene, adesso stai chiudendo sulla nostalgia. No, non è nostalgia, perché io ti ripeto, non c'ero in quegli anni. Io ho il ricordo di comunque sono d'accordo che ci sono delle esperienze in quella storia che sono delle esperienze importantissime. Quello che dico, non dire eravamo meglio in quegli anni, dire cosa c'era di meglio in quegli anni che potrebbe tornare adesso utile. Sì, esatto. Questa è una cosa che i ragazzi in tutta Italia hanno cercato nel film. Cioè, nel senso, io ho conosciuto persone, ho incontrato
tantissime persone al di là di queste riprese che avete visto, e molti ventenni mi hanno detto sono andato a vedere il film 3-4 volte perché volevo imparare, cercare di imparare una cosa che non abbiamo, ma non per diventare il PC, per riuscire a immaginare come si può costruire un'organizzazione che riesce a unire tante differenze e essere capillare. Qualche festa questo dell'unità manca. in più. Sì. Ma non puoi ripetere le feste dell'unità, No, questo è l'errore. In modo diverso di fare delle cose che otteniamo gli stessi risultati. Però bisogna provare a inventare delle comunque, nuove forme, ti ringrazio a reiterare la stessa. Ti ringrazio perché non mi aspettavo. Il primo ragazzo che fa la domanda si chiama Matteo, è il figlio di mio cugino. Allora, Quando l'ho visto, siccome non me l'aveva detto. Vabbè, questo è fondamentale. No, è stato bello perché ci avrà 20 anni pure lui, quindi ne ha 53. No, ma che ci siano degli strumenti di quel... io se ho fatto quel film era anche perché studiando quella storia a cui non ho partecipato, ho sentito che dentro c'erano delle cose che può insegnare quella storia, però bisogna liberarla da miti, celebrazioni, simboli da ripetere, bisogna liberarla di quelle strutture che altrimenti la vincolano o alla sua monumentalità o al suo fallimento, no? Perché quella stessa celebrazione genera costantemente, l'abbiamo visto fino all'altro ieri, l'anticomunismo che continua a essere utilizzato, no? Cioè chi non salta anticomunista continua a essere utilizzato, per cui se uno si chiude a riccio dentro quella cosa produce anche non solo monumentalizzazione ma anche l'altra faccia della medaglia. Però se togli tutto ciò e se ti concentri su capire che cos'è stata quella storia incredibile, esatto, perché è una storia incredibile, esatto, di 7.000 sezioni con 2 milioni di partecipanti, sì, con tante differenze dentro, il 98% delle persone che va a votare. Sì, quella però era anche legato a un altro tempo, comunque sì, la storia di quella organizzazione con le case del popolo, i circoli Arcia, è una storia pazzesca, è un progetto politico molto chiaro, inventato da una grande testa che era Gramsci, applicato da uno molto metodico che era Togliatti e portato avanti, e da un gruppo dirigente enorme. Quella storia, siccome è stata insabbiata, autoinsabbiata anche, perché non si è raccontata. Io ho viaggiato all'estero, ho viaggiato tutto il mondo con questo film, perché il film è stato distribuito in più di 30 paesi, da New York a Pechino, da Londra a Parigi. Il PC e Berlinguer non sono niente nella storia del mondo. Nessuno sa cosa siano il PC e Berlinguer, ma neanche il giornalista di Le Monde che mi ha intervistato, ok? Cioè è proprio scomparsa questa memoria. Tutti sanno cosa sono le Brigate Rosse, ok? E questo più è grande anche partito comunista d'Europa non esiste più nella storia, nella memoria storica dell'Europa, pensati, del mondo, cioè Cina, America proprio, ma neanche della Francia, non c'è quella storia. Okay. E questo perché è stata, tu puoi dire è stata censurata, è stata anche autocensurata. Sì, certo. No? Abbiamo sbagliato, abbiamo perso, non bisogna più dire niente. Oppure fare le mostre, i musei, i documentari celebrativi, okay? Che servono per arroccarsi dentro io c'ero, però adesso sono un'altra cosa. Sì. E quindi non averla raccontata fa sì che non sai che cosa c'era dentro a quell'eccezionalità. Perché era un'eccezionalità incredibile, cioè non esisteva da nessun'altra parte del mondo quella roba là. Okay? E quindi capire che cos'è quell'eccezionalità, quali erano gli strumenti, i modi con cui l'hanno fatto, capire che cos'erano le case del popolo, cos'erano i circoli Arci, che erano un'altra cosa dalle sezioni e che erano un'altra cosa dalle discoteche in cui sono diventati i circoli Arci, è un esercizio di studio della storia che dovrebbe esserci nei testi di scuola, perché non è che non stai insegnando agli studenti ad essere comunista, stai insegnando un pezzo gigantesco di società che ha deciso di fare quella cosa. È come se tu insegni la storia della Chiesa, la storia della religione cattolica, la storia dell'industria. Devi insegnare anche la storia della partecipazione democratica di quel partito e anche dell'altro, che era la Democrazia Cristiana, che in maniera diversa aveva anche un radicamento territoriale, e come anche il Partito Socialista. Cioè la storia di quei partiti è una storia che andrebbe raccontata per sapere che c'è quella modalità,
Questo non vuol dire che la devi replicare identica o che la puoi replicare identica, come dicevi tu chiaramente. E l'altra cosa che io ho sentito facendo quel film è che oltre a questo c'erano anche delle parole e dei pensieri che sono ancora molto utili. Cioè, è vero quello che diceva, l'altra cosa che diceva la ragazza, non è che nel frattempo questa società sia diventata meno disuguale, non è che nel frattempo ci avete risolto la distribuzione delle ricchezze e l'accesso ai diritti, no? Per cui quando Berlinguer dice quelle parole ti risuonano perché tu nel frattempo vivi una cosa che è peggiorata. No? Bene, chiudiamo con la cartolina. Sì, che ha a che fare con tutte queste cose ovviamente, altrimenti no. C'è una realtà in Italia che si chiama, due realtà, uno si chiama Forum Diseguaglianza e Diversità e un'altra Campagna Sbilanciamoci, che lavorano molto sulla costruzione di reti tra realtà che fanno azione per la giustizia sociale e ambientale. E allora abbiamo pensato che con Zalab vorremmo contribuire a questa costruzione di reti e lo facciamo concretamente, cioè trasformando la nostra piattaforma, che è la piattaforma con cui distribuiamo cinema indipendenti, in piattaforma solidale. Cosa significa? Che chi si abbona alla piattaforma in questi mesi, noi il 50% lo diamo a queste due realtà che non se li tengono per i loro uffici, ma che li danno a delle realtà virtuose che loro selezionano secondo dei criteri che potete leggere dentro la pagina del progetto. Ma non solo partecipate, non solo vi guardate dei film e donate a queste realtà, ma verrete anche coinvolti, cioè sarete informati di che cosa succede, potrete anche voi proporre realtà di azioni, cioè se le ragazze che hanno parlato prima o tu fate delle azioni particolari, delle esperienze particolari, potete proporle e entrerete in rete con altre per, non so, state riaprendo degli spazi verdi in città in un modo innovativo con il partito e delle associazioni civiche, lo raccontate dentro la piattaforma solidale e loro che fanno una mappatura di tutto ciò vi dicono guarda la stessa cosa stanno facendo a Vicenza e a Caserta, no? In maniera diversa, mettetevi in rete perché questa cosa diventi sistema di pressione politica e non soltanto esperienza bella nel territorio. Quindi abbonandovi alla piattaforma solidale vi vedete cinema indipendente bello che non vedreste da altre parti, anche gli altri miei film e altri film di altri registi di Zalab, e in più partecipate a questa cosa perché noi il 50% lo diamo. Come fate? Con il QR code come in pizzeria, che tanto ormai si fa così, oppure anche direttamente qua con me questa sera vi faccio direttamente l'abbonamento io, mi hanno dato addirittura il POS. Quanto costa l'abbonamento? 30 euro semestrale, 50 euro annuale. Bene, grazie. A voi. Grazie Andrea Segre e grazie a voi. Così non faccio solo il vate ma anche il commerciante, proprio terribile.